Ha 2 anni il Fondo regionale per il cinema e l'audiovisivo creato dalla Regione Veneto. È il secondo anno invece che la Camera di Commercio di Venezia supporta più nello specifico le produzioni cinematografiche sul territorio provinciale con un apposito fondo che sostiene la realizzazione di film, ma sotto sotto muove l'economia locale in modo più complesso. È il primo fondo dedicato al cinema e agli altri prodotti dell'audiovisivo in questa regione. Esiste un fondo della legge regionale, ma ha delle modalità di applicazione che io spero vengano migliorate nel tempo, ha dei bandi periodici, annuali, insomma non è gestibile in modo che corrisponde alle tempistiche di utilizzo del cinema e degli altri progetti audiovisivi. Noi quest'anno abbiamo messo a disposizione non più 40.000 euro ma 100.000 euro, il bando sta andando piuttosto bene, ci sono delle risposte, noi riteniamo quindi che sia un'iniziativa non solo da replicare ma da implementare nel futuro, ovviamente con le ristrettezze nelle quali versano in questi momenti gli enti pubblici. Altra strada, battuta molto all'estero ma quasi sconosciuta in Veneto, è quella dei fondi comunitari. Sin da oggi, ma soprattutto dal 2014-2020, c'è la possibilità di avere importantissimi finanziamenti da parte dell'Unione Europea. Ricordo solo che 7 dei film dell'attuale Mostra del Cinema sono stati cofinanziati dal programma Media. Ecco, gli italiani fino a questo momento non l'hanno fatto questo, non hanno partecipato in questa maniera, quindi c'è da spingere anche a questo punto di vista. Allora, l'area del Veneto invece, per quelli che sono i dati che noi abbiamo, partecipa in forma praticamente nulla ai bandi del programma Media. 100.000 euro di finanziamenti legati al fondo Venice Film and Media significa aver più che raddoppiato in un anno la disponibilità di liquidi, alla luce di quanto poi hanno reso. 40.000 euro quanti sono diventati successivamente? Sono diventati tantissimi perché l'investimento che poi ha prodotto questi 40.000 euro sono stati 1.370.000 euro. È stato un investimento molto corposo sul territorio da parte della società che ha curato la realizzazione del film, in parte dovuto proprio al mantenimento della struttura, quindi cameraman e quant'altro, in parte anche con ricadute occupazionali in termini di comparse sul territorio, ma anche con l'acquisto di servizi. Sono stati messi in atto delle maestranze qualificate, artigiani, battitori di ferro che servivano proprio per l'attività del film. Dai produttori esecutivi arriva forte la richiesta di nuove azioni pubbliche per attirare investitori stranieri. I dati parlano chiaro. Negli ultimi 3 anni le produzioni estere in Italia hanno movimentato 75 milioni di euro. Era di appena 45 milioni invece il valore dell'export del cinema italiano addirittura in un quinquennio, fra il 2006 e il 2010. Questi investitori sono la parte più importante che fa funzionare la nostra industria e il nostro sistema cinema intero. Gli altri segmenti, non a caso, hanno dei fatturati e dei numeri che dimostrano che fanno fatica ad agire sul mercato. Io penso che quindi andrebbe creato un ponte tra quello che noi siamo capaci di attrarre, non noi di Ape ma noi come Sistema Italia, di attrarre dall'estero per poi creare delle condizioni di partenariato e cominciare a crescere come coproduttori.